Marco lì. Occhio! Oh. 26esima giornata di Serie A Lega Calcio 8, prosegue il percorso del Peperino Calcio 8 qui per la ricerca di uno storico piazzamento ai playoff. Questa sera al Centro Sportivo Cirio ci trovano la squadra numero 13 della classifica, il Football 8 Roma Nord. Andiamo rapidamente a leggere le formazioni delle squadre in campo. Peperino padroni di casa e favoriti con ogni probabilità della partita. In campo con il numero 89 Campanella, 11 Cutrupi, 1 De Eugenio, 4 Giandonato, 22 Mion, 5 Perelli, 7 Pomella, 2 Vertechi in panchina, 9 Aurelio, 23 Buccioni, 15 Giovannetti, 10 Giovannetti Fabrizio, 8 Melis, 6 Paesani. Football 8 che nel frattempo va a sistemarsi nella parte sinistra del campo, maglie blu ovviamente per loro. In campo con Bellucci, numero 1, 8 Eusepi, 9 Moretti, 15 Natalucci, 3 Pompei, 5 Stenbock, 10 Tortosa, 11 Trincia e in panchina disponibile Alessandro Cosimi col 7, Manuel Cosimi con il numero 2. Peperino che ricordiamolo è in pieno filotto positivo, ha avuto la meglio recentemente anche sul COD, sul GEM, su diverse squadre di caratura importanti. A questo momento è lanciato in quinta posizione, scusate, seria possibilità di salire in quarta e pareggiare i conti con la Pisana, sconfitta proprio l'altro giorno dal COD. Tutto è pronto per cominciare, si comincerà con il Football 8 in possesso del pallone. Eccoci qui, fischio d'inizio, Moretti che tocca all'indietro. Siamo partiti con il Football 8 in possesso del pallone, Football 8 che deve puntare a fare più punti possibili e mettere una certa distanza sicurezza in vista dei play-out, quella la dimensione della squadra in maglia viola più che blu ci sembra, correggiamoci, con il Peperino che invece non può assolutamente permettersi di sprecare punti questa sera in casa con una squadra abbordabile, perché dietro il COD morde e il Roma Calcio 8 scalpita per trovare il sesto posto, ultimo disponibile per i playoff. Il pallone in avanti quasi passa, esce De Eugenio urlando, la fa sua, stava per infilarsi il numero 11 Trincia, pallone toccato, Giandonato che la perde, ancora Trincia, tocca verso il centro, spazio per il numero 8 in maglia blu che va in profondità e si distende De Eugenio per il primo intervento della gara al primo minuto e mezzo sul cronometro. Giandonato, il tocco all'indietro. Buccioni che nel frattempo è diventato titolare, c'è raggiunta evidentemente comunicazione errata, il tocco con il tacco, prova a cercare il numero 23 tra i migliori nelle ultime prestazioni per il Peperino. Football 8 in avanti con Eusepi, fa girare il pallone all'altezza della propria tre quarti. Pallone che passa in avanti, c'è la copertura molto buona del numero 5 Perelli in cavigliatura fluo. Buccioni, il tocco all'indietro a cercare il compagno sulla destra, ancora il pallone dall'altra parte del campo, lo stop di Cutrupi. Partito la panchina all'ultimo incontro, Cutrupi va via agli avversari, il numero 11 tocca per Pomella, splendido il velo, Campanella, la prima splendida parata dell'incontro, la trova Bellucci al secondo minuto di gioco. Ed è subito una grande occasione per il Peperino, la bellissima azione portata avanti da Cutrupi, Campanella, il velo per lui. Pomella, scusate, il velo e Campanella a concludere. Forse con troppo ampiamente il pallone, nel frattempo rifinisce quasi per il numero 9 in maglia blu che conclude anche in porta. Il gol del vantaggio a raffreddare le ambizioni del Peperino lo trova Andrea Moretti per il Roma Nord al terzo minuto, beffa De Eugenio 1-0.
Ed è subito dunque 1-0 per il Football 8 Roma Nord, che reagisce ad un avvio che vedeva solamente le maglie rosse in campo, per cui adesso la strada si fa tutta quanta in discesa, la prima vera verticalizzazione, il vantaggio della squadra ospite. Kutrupi, l'aggancio è così così. Può uscire il Roma Nord con i piedi di Eusebi. Troppo lungo stai a mettere i giocatori. Cambio di gioco dall'altra parte. Stop e pallone in avanti, c'è la copertura di Mione e Campanella su quella fascia, Pomella anche a rincorrere. Trovato un vantaggio piuttosto insperato qui il Roma Nord, che va quasi a deviare verso la porta di De Eugenio. Vedremo come si modificherà l'assetto della partita, visto questo improvviso cambio. Mione nel frattempo fa passare il pallone, Buccioni gli viene incontro, Bellucci. Il pallone sempre sui piedi di Bellucci, il rinvio è così così, l'appoggio di Giandonato senza guardare, la palla è fuori. Bellucci tocca per il compagno lì vicino, c'è Kutrupi a marcare stretto, pallone spazzato più avanti che può, Perelli si fa anticipare ma con il tocco di mano di Matteo Trincia. E allora calcio di punizione per Buccioni. Perelli tocca col mancino ma un brutto pallone senza guardare, Trincia mette giù la palla, Trincia, tocco in avanti, quasi finisce per passare, si rischia addirittura l'autorete, il pallone è messo in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Peperino, battuto teso, la girata, tiene comunque il pallone in gioco, alla fine rimessa dal fondo. Sta soffrendo il Peperino in questi primi 5 minuti, forse più del previsto, dopo aver malamente sciupato un'occasione con Campanella. Vediamo come reagisce adesso. Kutrupi giù con il petto, siamo sulla sinistra. C'è Buccioni dall'altra parte, rientra sul mancino il numero 11, va anche verso la porta di Bellucci, che senza problemi in due tempi la fa sua. Giochiamo col centrale centrocampo, non stiamo a giocare. Sempre Bellucci. Bellucci quasi si impiccia con i compagni. Stenbock in avanti, il numero 5, De Eugenio la chiama a gran voce, la spazza dalle parti di Campanella, va a disturbare il giusto Tortosa e allora rimessa laterale per il Peperino. Lorenzo, vieni qui. Poi lanciato verso il centro, Pomella, lo stop non lo aiuta nei centimetri, in questo caso Giandonato tiene lì la palla, Giandonato, il pallone respinto, Kutrupi prova a piazzarla di giustezza, il pallone però è troppo lontano, siamo ancora dalle parti di Campanella, azione insistita, il pallone termina sul fondo. Settimo minuto di gioco, avanti il Roma Nord, con il Peperino che pure è sicuramente in partita, forse un po' sbilanciato perché continua a sottoporsi alle incursioni delle maglie viola. Non che non si renda pericoloso la squadra padrone di casa, in diverse occasioni il pallone è toccato verso Mion. Ogni volta che arriva infatti la sfera dalle parti di Pomella, come in questo caso, la vedono brutta i difensori in maglia viola. Pallone agganciato e spedito dall'altra parte in direzione di Kutrupi, brutta qui l'azione di Campanella, che si prende biasimi dei compagni. Stop con il petto, c'è Kutrupi che prova a chiudere. Pallone spizza alle parti di Pompei. Pompei ancora con il numero 11 che sta correndo tantissimo qui sul lato sinistro del centrocampo. Giandonato, decisivo nell'ultima occasione, Giandonato con una doppietta. Vediamo come andrà la prestazione del capitano in maglia 4. Decisamente tra i più decisivi della sua squadra in questa stagione, che finora è del sorprendente. Buccioni. Ecco Giandonato, è chiuso il numero 4, c'è Kutrupi, prova ad andare a pescare Pomella, il pallone viene toccato da Tortosa, che riceve indietro il pallone da Bellucci. In avanti buca malamente Stenbock. Perelli indietro, De Eugenio di prima verso Campanella. Campanella lo stop, così così sta tornando Stenbock. Alla fine il tocco è frettoloso, riconquistato comunque da Buccioni.
Partita molto bella qui, 9 minuti, conclusioni da una parte e dall'altra. Vediamo Giandonato, ci prova, colpisce forse il gomito del numero 15, giudicato involontario, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Peperino, 10 minuti, già diverse occasioni ed un bel gol. Il pallone che quasi era arrivato a passare, non ci hanno creduto i ragazzi in maglia rossa, l'hanno lasciato sfilare dall'altra parte del campo. Kudrubi prova a portare via il pallone, Kudrubi lo tiene in gioco, non sembra, infatti è rimessa laterale. Buccioni, Giandonato, due addosso, Giandonato di fisico, la tiene, riesce quasi ad allargare per Buccioni, calibrato male il passaggio filtrante del numero 4. Pomella in ritardo qui sul passaggio e allora si riparte da Natalucci. Pomella, riconquistare il pallone per il Peperino, Pomella tocca per Campanella all'indietro. Ancora rimesso laterale, 10° minuto di gioco, 1-0 per la squadra ospite. Risultato piuttosto sorprendente finora, ma il pressing è altissimo per il Peperino che alza un campanile in aria. Giandonato prova ad addomesticare, c'è sempre Pomella che tocca all'indietro, ancora per il numero 14, può uscire il futbolotto. Lo stop del numero 11 Trincia, il pallone riconquistato da Buccioni. Giandonato, manca un altro intervento, non un granché finora la visione di gioco, il numero 4 di solito non si fa certo mancare nulla in quest'ambito. Kudrubi, Mion dall'altra parte, Campanella, chiuso da Tortosa, Campanella prova ad imbucare, può rischiare grosso, torna a difendere il numero 22 prendendosi anche il fallo. Buccioni, cambio di gioco, Giandonato, Campanella, profondo per Pomella che tocca all'indietro, non ci arriva, forse sbilanciato, Campanella, Tortosa in possesso. Stenbock, spazio per il Roma Nord, pallone verso il centro, la deviazione, siamo sempre in zona attacco, ma ha riconquistato Kudrubi che tocca all'indietro per Buccioni. Anna sopra! Bravo Pomella! Chiamato un time out dalle panchine, ci fermiamo qualche secondo all'11° del primo tempo. Eccoci qui, ripartiamo al 12° minuto, 1-0 in vantaggio il futbolotto con Pomella che riesce ad allargare bene per Giandonato che schianta però il pallone sulla schiena del numero 15 Roberto Natalucci. Prova in direzione di Pomella, quasi arriva a colpire il numero 7, se ne esce invece la difesa in maglia viola. Colpo di testa di Perelli che tiene molto bene la posizione a spazio, Kudrubi pensa anche al tiro, Kudrubi ci pensa, poi ci ripensa e prova ad entrare con una finta idea così, infatti Stenbock recupera il pallone. Pallone che si alza forse un po' troppo, vediamo se c'è l'aggancio, è arrivato il pallone però è evidentemente uscito, Moretti se l'è portato fuori, l'autore del gol dell'1-0. Campanella, Giandonato, chiuso da Stenbock, Giandonato tocca verso il compagno sulla destra, si tratta di Mion. Cambio di gioco molto bello per Buccioni che adesso ha molto spazio per galoppare. Buccioni, un no look in direzione di Pomella che la restituisce ancora a Buccioni. Buccioni, un intervento che può valere, se non la gara, quantomeno il primo tempo da parte di Giorgio Bellucci. Ed eccoci allora per il calcio d'angolo battuto sul primo palo ed è di nuovo tiro dal corner. Kudrubi cede questa volta il passo a Giandonato. Che intervento di Bellucci, almeno il secondo in questo primo quarto d'ora di gioco. Sta difendendo con l'unchia e con i denti il vantaggio la squadra ospite, il pallone restituito dalle parti di Giandonato. Il tocco in direzione di Kudrubi diventa quasi un assist, Pomella, esce Bellucci. Pomella prova ad andare via, il pallone sempre in zona attacco, alzato però quasi senza guardare, diventa un assist per la ripartenza di Trincia. Tortosa,
Fa girare palla il Roma Nord. Si guarda bene dal forzare la manovra offensiva la squadra ospite. Vedete diversi uomini ancora in linea difensiva. Il pallone riesce comunque a passare per il numero 11 Trincia. Moretti, pallone uscito. Kudrubi, controllo forse con un braccio, così chiamato dai ragazzi del Roma Nord. Si prosegue, Giandonato, è partito Mion, vediamo se il pallone lo raggiunge, troppo alto, è sempre però in gioco numero 22, carica Tortosa, vediamo se c'è fallo, non c'è niente, rimessa dal fondo. Pallone lanciato dall'altra parte, Giandonato, ottima chiusura del numero 4, c'è Kudrubi da solo al centro che reclama il pallone, lo riceve troppo lungo, diventa un pallone per Buccioni, aiutato dal rimpallo, Buccioni non c'è fallo, riesce a pescare, Pomella che tocca per Campanella, torna Buccioni di gran carriera a recuperare il pallone tra la disperazione del numero 89. Dai Campanella, dai! Decisamente il migliore in campo finora è il numero 1 del Roma Nord, che non sta facendo passare niente, ma l'assedio è continuo e dovesse continuare così sarà tosta resistere per altri 40 minuti per il Roma Nord, perché l'assedio è veramente continuo, non lascia un attimo di respiro ai difensori in maglia viola. Il pallone passa comunque dalle parti di Trincia che va direttamente in porta, tiro rivedibile. Uscito Pomella, entrato Giovannetti per il Peperino. La punta solitaria non ha pagato finora, vediamo come se la cava. Campanella, appoggio verso il centro, eccolo qui, Giovannetti si presenta così, si presenta con il gol dell'1-1 che rimette tutto in parità, il pareggio del Peperino lo trova il neoentrato Fabrizio Giovannetti. E ci voleva evidentemente un cambio nelle file del Peperino per trovare quel peso che finora era mancato anche per via di un Bellucci decisamente in partita. Adesso è tutto da rifare. Partita è come se fosse iniziata adesso, al 16° minuto del primo tempo, è 1-1, pallone lanciato in avanti, troneggia il numero 9 Moretti su Perelli, Trincia all'indietro. Eusebi fa sfilare Eusebi in direzione del numero 3 che riesce anche a battere, si trattava, scusate, di Gabriele Pompei che si lamenta. De Eugenio verso Mion. Mion, Giovannetti. Buscioni. C'è Mion che reclama, eccolo servito, tiro a metà, lo tiene comunque in gioco Campanella, ma Tortosa lo fa su, rilancio in avanti per Stenbock troppo frettolosamente. Va bene, però adesso ti gioca la vicina. Lunga! De Eugenio a cercare la sponda di Kudrubi, eccola qui, la sponda però diventa un assist per Trincia all'indietro. Buona la partita il numero 11 Trincia, finora che però si fa anticipare, il pallone passa in direzione di Kudrubi, la chiusura ottima di Natalucci. Eusebi, in difficoltà Eusebi, se sale Giovannetti sono 3 addosso Eusebi che comunque serve in avanti il compagno Buccioni, imperioso a restituire in avanti il pallone per Giovannetti. Campanella che si è spostato al centro, Campanella, l'aggancio è così così. Tortosa, tocco di Giandonato, siamo sempre avanti, Roma Nord, il pallone quasi filtra, Perelli. Marcateli, Odo! Tortosa. Giovannetti. Riconquistato Giovannetti, serve Buccioni in avanti per Kudrubi, lo stop di Kudrubi, torna Pompei. Sempre Pompei, indietro per Bellucci, bellissima partita, 18°. Saltano insieme Moretti e Buccioni, alla meglio il numero 9 del Roma Nord. Trincia fa passare il pallone dietro, il numero 23 riesce addirittura a toccare Mioni, il pallone rimpalla dalle parti di Eusebi e alla fine può ripartire il Peperino.
metri di spazio, si è quasi ricomposta per la difesa del Roma Nord. Dall'altra parte Giovannetti reclama il pallone, lo riceve, Giovannetti può entrare in area, serve invece Mion a giro, tiro rimpallato, siamo dalle parti di Gian Donato che invece serve Giovannetti al centro, il tocco spazzato via. Perelli chiama l'intervento di... State zitti, porco Dio! Mettetevi seduti in panchina! Pallone che riesce a filtrare dalle parti di Mion che scodella un cambio di gioco verso Giovannetti. Il tocco è deviato, stava rendendosi pericoloso per Bellucci. Sempre il numero 10, strettissima la marcatura lì davanti, il tunnel ai danni di Bellucci, può lanciare in velocità Stenbock, Giannonato pensa anche al fallo, Stenbock è un passaggio, un assist e il gol del 2-1 del Roma Nord sull'azione in solitaria di Stenbock, la conclusione e l'appoggio per il 2-1 della squadra ospite. Non se poteva alzare tutti ieri, non lo potremmo fare! Aurelio! Matti, 1 e 2, se scende non fa Doppietta di Andrea Moretti dunque. È andato insieme a un compagno rendendoci difficile l'identificazione dell'autore del gol. Si tratta niente meno di Moretti che qui riconquista ancora un pallone, Moretti, questa volta gliela tocca il giusto Perelli, ancora avanti il Roma Nord, partita molto bella, molto in sospeso, nonostante i pronostici davano un Peperino ampiamente favorito. C'è ovviamente ancora tutto il tempo, 5 minuti al termine del primo tempo. Trincia, Mion e Codrupi davanti, alla fine impatta sul numero 11 che recupera palla. Cambio di gioco, Natalucci, Eusepi, Moretti, il tocco con il tacco serve quasi Trinci che conclude, questo è forse già il gol della serata, il gol del 3-1 del Roma Nord, il numero 11 Matteo Trinci, sono avanti per 3-1 i ragazzi in maglia viola. La situazione si mette veramente male per il Peperino a questo punto che a 4 minuti al termine del primo tempo sono sotto di 2 gol dopo aver dominato quantomeno i primi 15 minuti della gara. Diversi interventi decisivi di Bellucci, l'abbiamo già evidenziato, adesso si dovranno necessariamente inventare qualcosa i ragazzi in maglia rossa. Ci hanno già provato con l'ingresso in campo di Giovannetti che aveva pagato sul momento, adesso però sono sbilanciatissimi, il pallone quasi passa dalle parti del numero 5, il gol del 4-1. Lo ha trovato proprio Nicolo Stenbock dopo la splendida cavalcata di poco fa, il 4-1 del Roma Nord a 3 minuti dal termine del primo tempo. Non vi alzate, giocate sta palla! E qualcosa si vede inceppato negli equilibri del Peperino. Squadra troppo avanti, c'è sempre il solo Perelli là dietro che prova a contenere le incursioni di un attacco estremamente carico, che qui riconquista un ennesimo pallone, ennesimo disimpegno sbagliato a centrocampo. Moretti riesce a mandare a vuoto l'avversario, c'è Stenbock che preferisce invece Eusepi che calcia altissimo, ma che partita centrocampo e attacco del Roma Nord, che con Eusepi e Trincer come un pallone dopo l'altro. Moretti lì davanti sta mandando ai matti il povero Perelli che come vedete è rimasto da solo lì dietro, eccolo lì, vediamo se torna in tempo la difesa del Peperino, preferisce prendere tempo il Roma Nord, conscio dell'abilità offensiva degli avversari, meglio non concedere spazi anche se manca poco alla pausa. Il vantaggio adesso sono di 3 gol. Tortosa, Stenbock. Subito fallo da parte del numero 5. Chiamato un time out, confermato, ci fermiamo, 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. 2 minuti al termine chiamati adesso dal direttore di gara, termine ovviamente del primo tempo che con ogni probabilità si chiuderà con il vantaggio, l'ampio vantaggio del Roma Nord, che dopo un avvio sofferente ma comunque con il vantaggio
ha saputo incassare e poi riversarsi in avanti al momento di maggiore sbilanciamento degli avversari, che adesso per un altro pallone a centrocampo fanno una gran fatica gli uomini in maglia rossa, che infatti affrettano troppo l'azione, regalano palla al Roma Nord, che non si fa problemi e si butta in avanti, come in questo caso, pallone però troppo frettoloso, lo stop Eusepi, l'intervento di Gian Donato. Bellucci, Tortosa, Stenbock, fantastico Stenbock nell'1-2 del terzo e quarto gol del Roma Nord di poco fa. Siamo sulla sinistra, riesce quasi ad andare via il pallone appoggiato per Moretti, che viene colpito, si è sentito in effetti il botto, non c'è nulla, si prosegue, evidentemente l'intervento era sul pallone, Moretti è ancora a terra, reclamano il pallone fuori, il pallone fermato in questo momento, andiamo a sincerarci delle condizioni di Andrea Moretti, 2 reti per lui, è andato giù adesso al momento di calciare. Sembra evidentemente il riposo da un momento all'altro, si è rialzato comunque Moretti, dunque evidentemente nulla di grave per il numero 9 del Roma Nord, anche lui tra i migliori dei suoi. Veramente comunque poco quello che si può imputare alla squadra ospite, forse un po' di sofferenza in fase difensiva nei primi 10-15 minuti, ma poi veramente non un pallone sbagliato, al contrario dei diversi errori, soprattutto in fase di impostazione per il Peperino, che hanno in diverse occasioni lanciato in attacco solidario i ragazzi del Roma Nord, che adesso recuperano quasi un altro pallone, invece Kutrubi lo fa su, un po' sparito Kutrubi dopo un ottimo avvio. Vediamo come si risveglia adesso nel finale il numero 11 Kutrubi, quasi si porta palla fuori, alla fine rimessa laterale. Pallone che sfila, Berti Meles che riesce a imbucare quasi per Kutrubi, non c'è più tempo, andiamo a riposo qui sul 4-1 per il Futbolotto Roma Nord sul Peperino. Pronti a ripartire qui per il secondo tempo di questo Peperino Calciotto contro Futbolotto Roma Nord, 26esima giornata di Serie A, uno degli ultimi incontri della giornata. Mancano in pochi, manca il Roma Calciotto che giocherà, ci sembra, allo Stella Azzurra. La conclusione prova ad impensierire Bellucci, ha parato tiri ben peggiori nel corso di questa gara. Vediamo come reagirà il Peperino a un finale di primo tempo shock negli ultimi 5 minuti, 3 gol per il Futbolotto dopo comunque un avvio che sembrava favorire effettivamente i padroni di casa. Vediamo Aurelio conclude, Bellucci con i piedi. Prosegue l'azione offensiva del Peperino, che però regala un altro pallone, ne ha persi diversi, quasi tutti alla stessa maniera, in fase di impostazione a centrocampo. Vediamo adesso. Mister D'Amore si è infatti lamentato, forse un'eccessiva tendenza a giocare il pallone invece che lanciarsi e puntare. Pallone nel frattempo che viene portato via. Kutrubi. Tocca per il compagno Melis, non ha letto bene l'azione. Allarghiamo sto gioco, ragazzi. Occhio, ce l'hai. Dai. Alzati Manu. Alzati. Primo minuto e subito Bellucci che ha risposto presente poco fa sul tiro dalla media distanza dell'avversario. Vediamo se si rinnovano le difficoltà nell'impostare. Non sembrerebbe. Bella azione di Buccioni. Buccioni a Tortosa addosso, rischia infatti moltissimo e difatti restituisce il pallone al Roma Nord. Kutrubi non molla, il numero 11 si mette davanti all'avversario e si prende il calcio d'angolo. Giovannetti, toccare, aveva pensato anche al tiro, Melis, il tiro è rimpallato, vediamo la possibilità di ripartenza, siamo ancora in zona attacca. Aurelio, entrato il numero 9 a dare un po' più di velocità a un attacco che si era spento. Eccoci qui alla battuta, palla fuori.
Eusebi spazza via, il pressing è altissimo in questo momento per il Peperino, che sembra aver ritrovato quantomeno la cattiveria che era andata a svanire negli ultimi minuti del primo tempo in favore di un cincischio continuo con il pallone che nel frattempo viene assegnato al Roma Nord in rimessa laterale. Pallone che passa, Stenbock ancora il numero 5, prova a piazzare la palla fuori, deviata, calcio d'angolo. A sé! Eccolo qui tra i migliori dei suoi, l'uomo con il numero 5 viola reclama ordine in area, il direttore di gara è a terra, un ragazzo del Roma Nord sembra Moretti, no, Moretti in piedi. Una manata forse, danni dell'attaccante, che si lamenta, vediamo se sarà in grado di riprendere la gara, confidiamo di sì. Occhio pesto per il giocatore del Roma Nord, costretto a uscire a questo punto. Non è il ghiaccio, è lo spacco. Si tratta di Pompei, vi ho visto da vicino, effettivamente un brutto taglio sopra l'occhio. Il gioco nel frattempo è ripreso, il pallone è riconquistato dal Peperino. Si scaldano anche un po' gli animi, c'è una foschia non meglio identificata qui al centro Ciriaci. Notate anche voi, nel frattempo volano gli spintoni. Paesani, neoentrato numero 6, piuttosto su di giri, spintono dall'avversario, si becca anche un giallo, ci sembra Giovannetti se vediamo bene. Un paio di minuti ormai che non si gioca, inevitabile momento di forte tensione qui, dato il risultato completamente insospettabile alla vigilia. Sono 5 minuti nel secondo tempo, vediamo se si potrà proseguire. Vai Valerio! Vale, basta! Vale! Pallone in avanti, lo stop, tentativo di ripartenza, Aurelio non c'è, lo stop del numero 9, Tortosa. Altissimi ragazzi in maglia rossa, rischiano anche qualcosa, riconquistano con Giovannetti. Melis, Aurelio, finisce Gio Aurelio, calcio di punizione. Dai essere convinto, Fabrizio! 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 Rimasto giù Aurelio, si tira su, c'è un cambio, nel frattempo è tornato in gioco Campanella ed esce l'autore dell'unico gol fino adesso del Peperino, Fabrizio Giovannetti. Pronti in questo momento a seguire il calcio di punizione che battere con probabilità lo specialista Stefano Melis. Dai Stefano! Abbiamo visti segnare a bizzeffe, per usare un termine colorito, da posizione simile per il numero 8 del Peperino. E ovviamente l'area è affollatissima. 4 uomini che andranno quasi sicuramente a disporsi davanti al numero 8. C'è anche Campanella che però ovviamente lascia il posto a Melis. 3 chiamati da Bellucci che diventano 4 con l'arrivo di Trincia. Sono tutti nella propria area i giocatori del Roma Nord. Vediamola. Dai Stefano, l'ha fatto! Melis sicuramente uno dei migliori della Lega in ambito calcio piazzato. Vediamo che ci fa vedere. Ecco Melis, il pallone passa, sempre in zona attacco, alla fine allontanato. Pallone battuto
basso, cercano di aggirare i piedi della barriera, è stato deviato, rimasto per qualche secondo nell'area piccola di Bellucci e alla fine prontamente spazzato via dai difensori del Roma Nord, che è avanti 4-1 e nel frattempo ha consumato 8 minuti di secondo tempo. Pallone dalle parti di Moretti che quasi arriva a beffare De Eugenio in uscita, che comunque spazza via. Pallone ancora dalle parti di Moretti. Il tocco all'indietro Eusepi. Eusepi con il mancino ha provato a lanciare Stenbock. Palla fuori misura per il numero 5 in maglia viola. Tortosa ha intuito il passaggio, è andato a chiudere rallentando l'azione. Melis, apertura molto buona dalle parti di Mion. Si tratta di Buccioni, scusate, che comunque non ha tenuto il pallone in campo. Secondo tempo finora meno bello del primo, sicuramente meno occasioni. Il Peperino sembra aver ripreso il controllo della gara dopo i 10 minuti di sbandamento piuttosto inaspettati verso metà del primo tempo. Non è nuova la squadra di Mister D'Amore a questi blackout psicologici. Nel frattempo Stenbock tiene palla aspettando i compagni, è tornato anche Campanella a chiuderlo. Vediamo se gli portano via palla Paesani, non c'è fallo. Dicevamo non è nuova, difficoltà in fase di chiusura il Peperino. In questo caso i 10 minuti di spina staccata sembrano costare fino adesso moltissimo, perché questi 4 gol sono tanti, sono 3 da recuperare. Le difficoltà almeno ad andare in porta ci sono. Arriva una scivolata molto bella, molto plastica ad allontanare il pallone. Cutrupi, 10 minuti nel secondo tempo. C'è spazio per Melis, riceve il pallone forse con un secondo di ritardo. Melis si è un po' defilato, il tiro stava andando in porta, l'intervento provvidenziale sulla linea, spazzare via di Stenbock. Melis ha provato a centrare Pomella, è stato fischiato un fallo. Ci fermiamo, non si arrestano le proteste di Moretti, che rischia adesso di beccarsi un provvedimento un po' più sostanzioso delle singole ammonizioni verbali. Sembra calmatosi il numero 9 che riceve qui il pallone. Cutrupi non lo molla. Moretti va spalla contro spalla, alla fine si allunga un po' troppo il pallone. De Eugenio, Stenbock stava rischiando di conquistare il pallone, Campanella, c'è forse un tocco di mano, fischiato, eccolo qui. Vanno in 2 su questo pallone, alla fine finisce sui piedi di Trincia. Trincia che è partito, Trincia va addirittura col cucchiaio e questa volta chiede troppo al suo piede. Il numero 11, il pallone è sul fondo. Campanella. Fa camminare sta palla, fai camminare il pallone. Campanella. Se lo allunga un po' troppo Campanella, ma va vuoto l'avversario, il pallone messo al centro con troppa fretta, rilanciato dall'altra parte a sorprendere De Eugenio. Fuori misura, ma in questo momento non riesce a rendersi veramente pericoloso il Peperino. Il Roma Nord è praticamente tutto nella propria metà campo, ma appena riconquista un pallone si lancia in avanti, sia con Trincia sia con Stenbock. E a quel punto fa serie difficoltà il Peperino, che inevitabilmente è sbilanciato per cercare di forzare la difesa del Roma Nord. Aurelio, piuttosto inconsistente Aurelio finora, ha giocato circa 12 minuti, vediamo se riesce a entrare in partita. C'è Tortosa su di lui, Aurelio riconquista infatti il pallone, si prende un buon calcio d'angolo. Pallone toccato verso Pomella, rientrato il numero 7, ecco Aurelio. Estremamente a trazione anteriore a questo punto il Peperino, ci sono in campo Pomella, Campanella, Aurelio. Più ovviamente i terzini, come al solito altissimi, Buccioni, Mion. Aurelio.
Paisani cambia per Campanella, Campanella sta tornando, Stenbock, eccolo qui, riconquista il pallone il numero 5, cambio di gioco Campanella, però questa volta lo riconquista. Melis pensa al tiro, Melis, eccolo qui, la bomba di Melis, palla fuori. Rilancio col manone in direzione di Moretti, pallone riconquistato e spedito non fuori dal campo da Eusepi. Ed invece sì, perché il pallone è effettivamente passato nel rettangolo verde di fianco al nostro, qui al centro sportivo Ciriaci. Bellucci è stato chiamato in causa, il pallone quasi colpisce la nostra postazione, ne piove un altro in campo nel frattempo. Qualche dibattito sul pallone da utilizzare, nel frattempo siamo a metà del secondo tempo, il vantaggio è inalterato, 4-1 per il Roma Nord. Tortosa restituisce il pallone ad Aurelio. Aurelio tocca all'indietro, Paisani, Melis qui, ciò di cui forse si lamentava mister D'Amore, il pallone che è troppo giocato, non si punta, non si va in porta e difatti non si tira quasi più perché Bellucci ha ben poco da fare in questa fase. Al contrario, De Eugenio deve stare sempre sul chi via perché come vedete ogni tiro è addomesticato con Moretti, Trincia e Stenbock, si rischia di andare in porta in qualunque secondo. Il fallo se lo conquista Matteo Trincia. Corner battuto dal numero 10, Simone Tortosa. Corner, sì, scusate. Calcio di punizione, ovviamente, dalla tre quarti, che termina in questa rimessa laterale che stava quasi per lanciare Stenbock, che invece il pallone riconquistato da Melis. Aurelio aspetta qualche secondo, Melis si affida invece a Campanella. Campanella lo mette al centro, Pomella non c'è arrivato, era un paio di metri all'indietro il numero 7 che comunque adesso mette il turbo all'azione offensiva del Peperino. Aurelio. Sempre Aurelio è chiuso, rimessa laterale. Quarto d'ora, 10 minuti al termine. Impresa difficile ma non impossibile quella del Peperino a questo punto, rimontare 3 gol, ma bisogna segnare subito anche per dare morale alla squadra che ha difficoltà proprio ad arrivare al tiro. Pomella, stop con il petto, Paisani, un appoggio così così, Aurelio, Stenbock. Campanella lascia saggiamente sfilare, si prende la rimessa laterale. Melis all'indietro per Paisani. Paisani pensa anche al tiro, palla fuori. Stenbock. Giro palla a centrocampo per il Roma Nord che rischia qualcosa sul pressing altissimo del rientrato Giandonato. Natalucci, Eusepi spedisce dalle parti di Stenbock, sbilanciatissima la difesa del Peperino. De Eugenio qui provvidenziale in uscita. Melis con il tacco, Giandonato, partita Aurelio, servito, eccolo qui, Aurelio. Giandonato conclude, palla fuori. Bellissimo Trinci a mandare a vuoto il numero 2, l'intervento altrettanto bello in scivolata di Paisani. Numero 2 niente meno che Vertechi, appena entrato anche lui. Quasi completamente invertita rispetto ai ragazzi che hanno cominciato a titolare la formazione del Peperino. Giandonato che porta via il pallone, adesso fa seria difficoltà la squadra padrona di casa, il pallone dalle parti di Trincia che tocca per il tacco
di Andrea Moretti, il 5-1 che forse a questo punto a 8 minuti del termine può chiudere la gara. Time out per il Peperino, ci fermiamo qui. 17,5 sul cronometro. Eccoci qui, dicevamo 8 minuti al termine della gara e il 5-1 del Roma Nord che sta rendendo sempre più rotonda una vittoria, perché con probabilità si tratterà di una vittoria, il risultato con cui si chiuderà questo incontro in favore ovviamente del Roma Nord, diciamo, rende sempre più rotonda una vittoria insperata, qui la conclusione di Campanella, anche perché nonostante il rotondissimo risultato il Peperino è stato in campo, si è reso pericoloso, ha impegnato Bellucci in diverse occasioni, ma è mancato qualcosa che è mancato forse soprattutto nei 10 minuti conclusivi del primo tempo, che hanno visto il Roma Nord prendere il largo, improvvisamente 3 gol in sequenza, un minuto l'uno dall'altro. E a quel punto l'inseguimento è stato improbabile, le squadre si sono spaccate, o meglio, le maglie rosse si sono spaccate in avanti. Il Roma Nord ha gestito, adesso è 5-1, 19 minuti, secondo tempo. Pennellata di Eusebi, Moretti, un sacco di gol per Moretti, trincia di Eugenio, sempre Moretti, tripletta per lui, ricordiamolo, palla fuori. Intervento in scivolata per Tortosa, l'ultimo a toccare il povero Campanella. Anche lui si è visto poco, questa partita di solito incontenibile, numero 89 marcato benissimo nel corso del match da Simone Tortosa. Quecco Trupi, uno dei migliori dei suoi invece il numero 11 che un ruolo da playmaker è quello che si è visto forse di più, e questa volta impegna Bellucci per ancora uno splendido intervento. 20° minuto, ancora pericoloso il Peperino. Pallone battuto corto. Cutrupi, Aurelio col mancino rimpallato, sempre il numero 11 prova a mandare a vuoto l'avversario. Cutrupi al momento del tiro sbilanciato, palla fuori, 20 minuti, 5-1. Pallone recuperato nel frattempo da Aurelio che si va a prendere un fallo. Bonfiglio è entrato di prepotenza, calcio di punizione. Ancora qualche battibecco in campo. Futbolotto che si prende 3 punti, sale a 28, la strada per la salvezza è ancora molto lunga, molto complessa, ma partite di questo tipo fanno decisamente ben sperare, come invece gettano ombre inquietanti sulla possibilità del Peperino. Nulla togliere una stagione straordinaria, ma insomma un calo di questo tipo in zona playoff sempre più vicina non promette bene. Melis conclude, tiro rimpallato, palla in calcio d'angolo. Pallone battuto che passa, finisce dalle parti di Paesani, che tocca però senza guardare, palla in rimessa laterale, 3 minuti e mezzo. Moretti, Campanella, si butta in avanti Campanella, fatto tutto il campo. Poi il tocco di Pomella verso Aurelio, di nuovo al centro, non rischia nulla la difesa del Roma Nord. Eusebi, lancione verso Moretti, stacco di testa insieme a Paesani, Moretti quasi la fa passare in rimpallo, va a favorirlo, il pallone però sfila, non era uscito, sembrava aver passato la linea di fondo al momento dell'impatto con De Eugenio. Cutrupi
si impiccia un po' Codrumi, riesce comunque a servire Aurelio che rientra con il mancino. Aurelio, Bellucci sempre lì, il pallone per Campanella che riesce alla fine con la forza della disperazione a insaccare il tiro del 5-2. Marco, siamo al 24esimo siamo. Marco, 5-2. Circa un paio di minuti al termine contando il recupero. Difficile aspettarsi una rimonta, a questo punto 3 gol sono tanti, ma mai dire mai, specie in questo sport. È chiamato un time out da parte della panchina del Roma Nord, intenzionando ovviamente a spezzare i ritmi il più possibile questi pochi secondi che mancano al termine. Fermiamoci per qualche istante. C'è qualche malumore da parte della panchina del Roma Nord per via della controversa di revoco, decisione di assegnare 5 minuti di recupero. L'avete sentito anche voi, 5 minuti di recupero. Penso sia nuovo standard questo, almeno per la Lega. E dunque 5 minuti da adesso, 5 come i gol del Roma Nord, 3 di vantaggio sul Peperino che ha segnato poco fa. Roma Nord è comunque in possesso. Stenbock arriva addirittura verso la parte di Eugenio che però guarda sfilare il pallone sull'esterno. Aurelio. Spallate Aurelio, serve Pomella. Rimessa assegnata al Roma Nord. Tortosa. Stoppa con il petto di Trincia, un po' faticoso. Melis. Campanella. Moretti che non ne ha più, chiaramente il numero 9. Ha fatto veramente tutto quello che ha potuto, non ha mancato un solo intervento. Fase offensiva, 3 gol per lui, sempre pericoloso. Eccolo qui Moretti. Rimessa al laterale, Campanella. Gioco che si ferma. La rimessa per il Roma Nord e il giallo per Melis. Gli è scappato una ingiuria di troppo nei confronti del direttore di gara. 1 minuto e mezzo dei 5 nel frattempo se n'è andato, si è giocato quasi mai. Vediamo, Tortosa, Moretti, Eusepi, c'è Pomela su di lui, Eusepi serve comunque Stenbock, tra i migliori dei suoi, il numero 5. Tiene palla Stenbock, si prende un preziosissimo fallo. Tre minuti e mezzo al termine della gara. Nicolò Stenbock alla battuta di questo calcio di punizione in zona bandierina del corner. Nessun uomo del Roma Nord in area, se non Trinci, comunque doppiamente marcato. Si getterà con ogni probabilità un pallone di pura potenza al centro, sperando in qualche deviazione improvvisa. Pallone toccato verso Moretti che prende un calcione, finisce giù. Ancora un calcio di punizione con giallo. Vale! 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 Valerio! Valerio! Viene richiamata all'ordine Paesani che non si placa. Adesso una folla di giocatori in maglia rossa su Bonfiglio. Il clima sta degenerando. Conseguenze forse prolungare così tanto una partita che sembrava aver finito forse le cose che aveva da dire da un po'. Passa il tempo, siamo comunque in una zona attacco e calcio di punizione per il Roma Nord. E alla fine arriva il cartellino rosso. Se l'è trovato il numero 6 Paesani? Cerchiamo di capire. Ci sembra sia arrivato il cartellino rosso.
porca puttana però! Alla fine è arrivato sì il cardellino rosso per Lorenzo Verteghi, finisce in 7 uomini il Peperino. Oh, perché io ho detto Filippo fischia questa partita perché noi che giochiamo, dietta la palla, gli ho detto, se no continuiamo che litighiamo. Non serviva proprio. Serve proprio. Eccoci qui finalmente alla battuta del calcio di punizione. Teoricamente i 5 minuti sono finiti, qui vediamo c'è spazio evidentemente per quest'ultimo contropiede del Peperino. Cutruppi in buca per Campanella, il pallone è lungo e si prosegue insieme a fare qualche conto. Nel frattempo il Futbolotto sale a 28 punti, ha superato in 12ª posizione gli avversari. Eccoci qui, ci anticipano, finisce 5-2 con il Futbolotto Roma Nord che si impone a sorpresa sul Peperino mettendo a segno 3 punti fondamentali per la lotta a salvezza.